il governatore Zaia spinge il governo a intervenire subito, servono soldi, ma prima ancora poteri speciali per gestire smaltimento e ricostruzione. Sul conto corrente solidale dice alle banche no alle spese sui bonifici. In mezzo a tanta solidarietà non mancano gli sciacalli. L'assessore regionale Bottacin segnala furti di gasolio dai generatori di corrente elettrica installati per l'emergenza maltempo. È una vergogna, dice, una cosa che lascia l'amaro in bocca. Intanto i paesi e le popolazioni colpite cercano di rialzarsi, mentre la conta dei danni prosegue e i disagi non mancano. Il commento del direttore Luigi Baccialli, il Veneto in ginocchio che cerca di rialzarsi. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, oggi ha chiesto dal Pago in visita alla protezione civile trevigiana che da giorni sta intervenendo in quella località. Raffica di furti a Roncade nel fine settimana. Abbiamo raccolto la voce di una delle vittime proprio nel momento in cui nel campo del vicino riusciva a ritrovare parte della refurtiva. E dopo una serie di furti in abitazione, il sindaco di Vidora fa apparire una scritta luminosa per mettere in guardia i cittadini. A breve poi in arrivo le telecamere. L'ultimo saluto questa mattina all'ex sindaco di Treviso Vittorino Pavan, molti rappresentanti della vita amministrativa e sociale cittadina che hanno voluto rendergli omaggio. Questi i titoli dell'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo dunque parlando del maltempo perché il governatore Zaia parla della situazione della montagna veneta e la definisce una catastrofe. Poi chiede al governo che vengano dati subito poteri speciali per intervenire in tempi brevissimi. Adesso attendiamo un primo stanziamento che è quello delle somme urgenze, ma attendiamo soprattutto l'ordinanza di protezione civile che dà incarico al commissario e soprattutto poteri speciali. Per il governatore del Veneto Zaia è fondamentale intervenire subito sulla montagna bellunese e una delle priorità è quella di rimuovere i 15 milioni di alberi abbattuti dal vento. Noi abbiamo 100.000 ettari di bosco, 60% pubblico, 40% privato. Se i privati si rifiutassero di fare le pulizie o se qualcuno si innamorasse dei tronchi nel suo territorio, noi dobbiamo assolutamente intervenire e togliere quei tronchi e quindi ci vogliono anche poteri speciali. Serve l'aiuto di tutti, ma soprattutto servono fondi da destinare a quei paesi devastati da acqua, fango e vento. Il primo appello lo facciamo al governo, visto che paghiamo un sacco di tasse, ci aspettiamo una bella risposta e il governo ci è sempre stato a fianco fino ad ora, ci sono già dei bei propositi. E poi ci sono i privati e le aziende che stanno già rispondendo all'appello, pronte a fare la loro. Molti rinunciano agli omaggi di Natale, dicono storniamo tutte le cifre al conto corrente della Regione, che è il conto dedicato ai nostri alluvionati, ai catastrofati come li chiamo io, no? E a proposito del conto corrente istituito dalla Regione Veneto, a chi è scettico nel versare, temendo che i soldi possano non arrivare a destinazione, il governatore risponde così. Noi abbiamo già avuto un test che è stato quello del 2010, fino all'ultimo centesimo è andato ai territori, punto. Se poi qualcuno vuole fantasticarci sopra, va in procura. Non nei social network, almeno vediamo faccia e nome e cognome. E a proposito del conto corrente istituito dalla Regione di cui ha appena parlato il governatore Zaia, proprio il Presidente del Veneto ieri ospite a Ring ha lanciato un appello alle banche. No spese sui bonifici, no spese sui bonifici. E spero a Varino che magari voi riusciate anche a valorizzarlo con i vostri telegiornali, perché questo è l'appello che faccio alle banche. No, questo appello è importantissimo. Le banche possono fare una bella roba, sospendere il pagamento e tutte quelle rate, a parte il fatto che le banche chiediamo un aiuto grosso a tutte, ma tutti quei pagamenti fatti con il costo dei bonifici, facciamo un bel calcolo, ci versate anche tutti i costi dei bonifici messi dentro fino adesso. Ma le banche lo fanno. Questo è un territorio che ha dato tanto alle banche, molto ha dato alle banche, adesso è ora che le banche diano a noi. E sul Veneto ferito sentiamo il commento del direttore di Antenna 3, Luigi Baccialli. Buonasera, ora che il peggio è passato ed è meglio usare il condizionale perché con questo tempo pazzo siamo pronti a qualsiasi altro cataclisma, ora che il peggio sembra essere passato, che non soffiano più venti a 200 all'ora, che non ci sono precipitazioni impressionanti, la cosa importante è non spegnere i riflettori. Dobbiamo tenere le luci accese, continuare a seguire una popolazione così duramente colpita, cosa che abbiamo fatto nei giorni scorsi e che faremo ancora, perché questo clima tropicalizzato ci impone di non abbassare la guardia. Non bisogna abbassarla, non devono farlo le istituzioni, non devono fare silenzio i politici, devono
intervenire, prendere iniziative e così anche l'informazione. Devo dire che noi siamo stati, come nel 2010, sempre in prima linea, fin dall'inizio, minuto per minuto, e cosa che non ha fatto invece il servizio pubblico, le grandi televisioni private. Adesso i nostri inviati sono ancora lì, sperando che non si ripeta quello che è successo nei giorni scorsi, ma dobbiamo monitorare, continuare a monitorare la situazione, seguire coloro che sono stati sfollati, coloro che sono stati per tanti giorni senza la luce, ce ne sono ancora, senza l'energia elettrica e il riscaldamento. Noi saremo lì con i nostri inviati, con le nostre truppe, i nostri giornalisti e i nostri tecnici. È un impegno che prendiamo anche in futuro, perché la prevenzione è importante, stavolta sono stati limitati i danni, seguiremo chi si occupa di prevenzione, chi dovrà intervenire ancora per mettere il territorio in sicurezza. Una cosa importante è il Veneto in ginocchio e le iniziative che riguardano questa raccolta di fondi. Io preferisco dire il Veneto ferito. In ginocchio mi sembra così inappropriato per una regione che si è rialzata prontamente, che non è succube, che non vuole sentirsi trascurata e che reagisce sempre. Ma un impegno vorrei prendere con la Regione del Veneto, che ha avviato questa raccolta attraverso il numero che vedete in sovraimpressione con l'IBAN, e poi anche ci sarà una raccolta attraverso gli SMS. Siccome altre volte questi soldi si sono perduti in mille rivoli, non in Veneto ma in altre regioni, sarebbe serio, sarebbe giusto che alla fine di questa raccolta, e una volta erogati questi soldi, il Presidente Zaia dicesse famiglia per famiglia, persona per persona, nome e cognome, nome di enti, istituzioni che hanno avuto questi contributi. È una questione non solo di trasparenza e di chiarezza, è una questione di rispetto per coloro che troppo spesso in questo Paese sono stati inondati di solidarietà formale e di promesse e poi sono stati presi in giro. E furti di gasolio dai generatori di corrente elettrica installati per l'emergenza maltempo l'ha segnalato l'assessore alla protezione civile regionale Giampaolo Bottacin. È giunta la segnalazione che ci sono degli imbecilli, scrive l'assessore, che stanno rubando gasolio dai generatori di corrente elettrica, non solo svuotando i serbatoi ma lasciandoli aperti. Così facendo entra l'acqua nel serbatoio e i generatori si guastano. Sono gesti che vanno condannati senza se e senza ma. Notizia confermata dal prefetto di Belluno Esposito, che era in diretta durante il collegamento andato in onda nel nostro telegiornale del Veneto. Lo stesso prefetto ha annunciato che verrà istituita una vigilanza per evitare che questi episodi a dir poco sconcertanti si ripetano. Intanto oggi Tiziana Bolognani e Cristian Rocca Allende sono tornati a Feltre, dove si continua a lavorare dopo la tromba d'aria. L'immagine della devastazione, assieme a Cristian Rocca Allende vi facciamo vedere che cos'è l'inizio della Cugliada, la famosa strada sulla 50 del Grappa e Passorolle, disseminata di cippati, di radici di alberi che sono stati completamente sradicati dalla tromba d'aria. Se ricordate, all'altezza del distributore della Kuwait, da lì iniziava il cimitero di alberi, e da lì la prima sera, subito dopo la tromba d'aria, nei primissimi collegamenti del lunedì sera vi abbiamo fatto vedere quell'auto, quella Panda che adesso è stata sistemata momentaneamente, temporaneamente, che era sommersa dagli alberi. Era l'auto guidata da una signora anziana che, abbiamo detto, fortunatamente non ha riportato gravissime ferite, salvo lo spavento. Però vedete che i segni del maltempo sono ancora tutti evidenti, con la segnaletica a terra, con la cartellonistica che praticamente non c'è più. Non è solamente il cimitero di alberi quello che vi preoccupa, perché ci sono moltissime case che dalla tromba d'aria hanno avuto dei danni enormi. Sì, diciamo che adesso a 10 giorni dall'evento quasi di lavoro in
ininterrotto, possiamo dire che la situazione è già migliorata, nel senso che noi abbiamo dato delle priorità precise. Da una parte abbiamo fatto un'unità che lavorava sulle case private scoperchiate e su questo stiamo cercando di dare un supporto immediato. Ricordiamoci che fra poco tempo qua ci sarà la neve e quindi abbiamo persone con senza tetto. Da un'altra parte c'era un'unità in missione che procedeva a ripristinare la viabilità, quindi abbiamo in tempi velocissimi ripristinato le arterie principali di attraversamento della nostra città, salvo la Cugliada che è la strada statale fra più importante che conduce a Feltre da ovest, diciamo da Ponzano, dal Primiero. Noi abbiamo un traffico veicolare di 8.500-9.000 veicoli al giorno e questi veicoli adesso sono riversati nel resto della città. Ci siamo ora, passata l'emergenza, concentrati negli edifici pubblici. Noi abbiamo quota parte i magazzini comunali qua, che fra l'altro è l'edificio dove stiamo erogando i soccorsi, scoperchiato almeno al 50%. Abbiamo il macello comunale di Feltre, che è anche il macello sovracompressoriale fuori uso, e un sacco di edifici che erano per lo più o scuole. In realtà scuole ne abbiamo solo una chiusa e abbiamo dirottato i bambini nelle altre scuole, ma alcune sono senza trasporto pubblico proprio perché la viabilità non lo consente. Abbiamo altre ex scuole che sono presidi frazionali, sedi di associazioni eccetera, che sono fortemente danneggiate e quindi la situazione è molto complessa. È utile chiederle, Assessore, se avete quantificato il danno, perché credo che in questo momento non è il momento. Qualsiasi ordine di grandezza ora potrebbe essere sbagliato completamente. E oggi il sindaco di Treviso Mario Conte è arrivato a Chiesa dal Pago a far visita ai volontari della Protezione Civile trevigiana che da giorni stanno operando in quella località. Siamo qui con Gianluca, il sindaco di Chiesa dal Pago. Oggi sono venuto a incontrarlo, a trovarlo, a portare la solidarietà dei trevigiani, anche perché già da qualche giorno i nostri volontari della Protezione Civile, qui abbiamo Riccardo, sono impegnati nel tener monitorato le frane che purtroppo hanno caratterizzato questo territorio. Il maltempo ha colpito anche l'Alpago, magari leggermente meno rispetto all'Agordino, però le ferite sono molto evidenti. Grazie al sindaco di Treviso e ai volontari della Protezione Civile di Treviso, che ormai siete qua da 4 giorni e rimarrete qua altri 10 giorni per monitorare H24 la frana del Tessina. Come potete vedere è la frana considerata la più grande dell'arco alpino. Sono oltre 10 milioni di metri cubi in movimento che si sono messi in moto negli anni 60 e in questi giorni nella sinistra idraulica del torrente Tessina, quindi dove siamo noi ora, si sono mossi un altro milione di metri cubi. Le popolazioni comunque sono tranquille, abbiamo i piani aggiornati di protezione civile e ringrazio ancora la Protezione Civile di Treviso che è qua che ci dà una mano, perché noi altrimenti non ce la facciamo come amministratori e dipendenti comunali a gestire il territorio. Purtroppo continua a piovere, pioverà anche domani. Ringrazio ancora il lavoro straordinario dei volontari. Pensate che loro si sono presi ferie dal proprio lavoro per venire ad aiutare le popolazioni del Bellunese. Quindi grazie davvero Riccardo, grazie e in bocca al lupo sindaco e a tutte le vostre popolazioni. Grazie a voi. E tra le iniziative concrete di supporto alle popolazioni colpite dal maltempo, in particolare dalla piena del Piave, quella messa in campo dalla Banca di Credito Cooperativo di Monastier e del Sile. Un plafond di 10 milioni di euro subito a disposizione di famiglie e imprese danneggiate dagli allagamenti nell'area del Basso Piave, da San Biagio di Callalta a San Donà. È il fondo che la Banca di Credito Cooperativo di Monastiere del Sile, che nasce e opera proprio in questa zona, ha deciso di istituire per consentire ai residenti delle aree golenali di poter contare sulla liquidità necessaria a far fronte alle prime spese. Noi siamo una banca del territorio, abbiamo i nostri sportelli che sono a cavallo del Piave e la prima preoccupazione che ci siamo posti era stata quella di dire che tipo di supporto diamo ai nostri clienti e ai nostri soci di questo territorio. E abbiamo inteso quindi con questa iniziativa mettere a disposizione dei soldi per far fronte a quelle che possono essere le necessità delle persone che risultano disagiate in questo momento. Famiglie e aziende con danni ad abitazioni, colture, magazzini che di certo non hanno tempo e risorse in questo momento per far fare perizie o produrre documenti, né per affrontare prestiti a tassi elevati. Abbiamo detto non fissiamo dei paletti, delle norme, delle formalità. Diciamo che siamo a disposizione attraverso i nostri sportelli, i nostri operatori sono a assoluta disposizione, abbiamo deciso di dare delle condizioni agevolate sia in termini di tasso sia in termini di commissione,
Formalità non ce ne sono di nessun tipo, basta presentarsi allo sportello, chiedere, eventualmente c'è la disponibilità dei nostri operatori di fare delle visite in loco per appurare assieme l'entità dei danni e poi la normale concessione. Una dimostrazione di vicinanza importante in un momento in cui la fiducia negli istituti di credito dopo la crisi delle popolari è calata. Le problematiche delle banche sono note, le vicissitudini che abbiamo vissuto sono conosciute da tutti. Diciamo che è vero, dobbiamo riconquistare un po' la fiducia, la partecipazione, e io credo che queste siano le dimostrazioni che ci aiutano a rinsaldare queste relazioni, insomma, ecco. Voltiamo pagina, la cronaca, raffica di furti a Roncade nel fine settimana. Abbiamo raccolto la testimonianza di una delle vittime proprio nel momento in cui nel campo del vicino riusciva a ritrovare parte della refurtiva. Chi è stato derubato mentre stava seduto sul divano di casa a guardare la televisione, chi mentre era fuori, nella zona di Via Manina, Roncade, è stato un fine settimana di furti che i residenti cercano di mettersi alle spalle, anche se non è facile. Sono andata in camera e ho visto che c'erano 2 cassetti del comò sopra il letto e quello del comodino del mio marito sopra il letto. Hanno levato una federa e hanno messo dentro un portagioie con tutti i gioielli, ma niente oro, tutto bigiotteria. Hanno portato via i 2 portafogli. Mentre la signora Tiziana parla con noi, una vicina viene ad avvisare lei e il marito di aver ritrovato nella sua proprietà parte della refurtiva. E dopo non so per cosa finire più. Pensi tutti su un buon posto. Qualche uno segno fuori li ha disturbati. Come avete che l'ho trovato? Guarda il banco, ma c'è. Vado. Guarda che avevo un scoop in diretta qua. Guarda la potrita di Tony. Ha ritrovato tutto, signora, più o meno. Quasi tutto, fuori che i soldi nei portafogli e l'orologio di mio marito. Ieri non sono mai venuto fuori perché pioveva e adesso invece sono venuto a vedere l'orto, ho trovato la rifurtiva, quella meno di valore, insomma. I colpi sono stati diversi e nella zona si cerca di stare in guardia. Al Civico 6 un residente, Emanuele Piovesana, è riuscito a mettere in fuga i ladri dalla casa dei genitori, ma la paura, quando si è trovato faccia a faccia con i malviventi e ha iniziato a urlare per farli andare via, è stata tanta, come ha raccontato ai vicini. Pensavano non ci fosse a casa nessuno, hanno buttato giù una porta e lui ha sentito e è andato fuori e lì sono scappati tutti, erano in 3 o 4, comunque rimani bloccato perché 3 o 4 persone che gridano, che ti puntano la pilla negli occhi, non so, spero che non mi capiti perché penso che sia, oddio, dici se arrivano, non so, invece penso che non ti prenda il panico, non fai niente, insomma. Adesso ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta, prima della pausa pubblicitaria abbiamo parlato di furti a Roncade e ladri in azione anche a Vidoro, dove il sindaco ha fatto apparire una scritta luminosa per mettere in allerta i suoi concittadini. Attenzione massima, allerta, furti nelle case. Questa è la scritta che il sindaco di Vidoro, Albino Cordiali, ha voluto far apparire sul tabellone luminoso antistante il comune. Così, tra i vari avvisi rivolti ai residenti, anche quello di tenere gli occhi aperti. Una risposta alle preoccupazioni dei suoi concittadini per gli episodi segnalati in comune. Come è accaduto una settimana fa, quando in una sola sera per 3 volte i ladri sono entrati in azione. Nel primo caso in un'abitazione hanno rubato vari oggetti, tra cui alcune macchine fotografiche. Poco dopo, forse la stessa banda ha colpito una seconda casa, ma stavolta i proprietari che erano presenti hanno messo in fuga i malviventi. Nella terza abitazione i banditi hanno portato via un'auto abbandonata poi poco distante. Episodi diversi che hanno messo in allarme i residenti. Quest'anno abbiamo pensato di allertare i cittadini in modo così molto visivo e concreto, perché qualsiasi persona passa per la strada vede questo tabellone e quindi pensa un attimo a cosa potrà pensare quando arriva a casa, magari tutelarsi un po' di più. Una scritta luminosa per tenere alta l'attenzione, perché nella lotta ai furti, spiega il sindaco, giocano un ruolo importante anche i cittadini, sentinelle sul territorio. La prima cosa che devono fare è avvisare subito magari i vicini, avvisare telefonando qualcuno e chiamando soprattutto i carabinieri e le forze dell'ordine. Poi devono soprattutto anche avvisare i vicini. Ma il tabellone luminoso è solo una prima
prima misura. Il Comune infatti è pronto ad un ulteriore passo, l'installazione di un sistema di videosorveglianza. Fra breve verranno installate alcune telecamere nel paese, nei punti cruciali del territorio, all'ingresso del paese, la piazza e i punti diciamo più sensibili. Fra un mese, penso 2 al massimo, ci saranno su queste telecamere. Quante? Per il momento sono 3 o 4 e in totale dovrebbe essere 7 o 8 circa in tutto il territorio di Vidoro. Sempre con la tecnica dell'abbraccio si avvicina alla vittima e le sfila un bracciale d'oro, ma i carabinieri riescono ad arrestare la responsabile. Si tratta di una ventenne. La ladra aveva utilizzato quello che ormai è stata definita come la tecnica dell'abbraccio. La vittima, una 60enne casalinga di Mogliano Veneto. I fatti risalgono al 28 settembre scorso. La donna si trovava a lungo via Zermanese quando è stata avvicinata da una giovane che, facendo finta di conoscerla e con il pretesto di salutarla calorosamente, le aveva buttato le braccia al collo. Un abbraccio fatale perché in un attimo la ladra esperta era riuscita a sfilare il bracciale in oro che portava al polso. Quando la vittima si è accorta era troppo tardi. La giovane si era già data alla fuga. I carabinieri di Mogliano, dopo una lunga serie di indagini, l'hanno individuata e deferita in stato di libertà. Si tratta di una ventenne rumena senza fissa dimora, non nuova a questo tipo di reati. È già conosciuta alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Sarebbe stata riconosciuta mediante la comparazione delle immagini acquisite con il fascicolo fotografico ricostruito dagli investigatori sulla scorta delle pregresse attività di indagine. Ci spostiamo a Treviso. Put questa mattina letteralmente paralizzato, un serpente interminabile di auto in coda, automobilisti che hanno raccontato di essere rimasti fermi per molto tempo, una situazione di congestione dovuta ai lavori in corso per il posizionamento della fibra ottica davanti alla sede dell'INPS. Ad aggravare la situazione anche il consueto mercato settimanale che già crea solitamente rallentamenti alla viabilità. Ovviamente i momenti più critici sono stati la mattina presto e all'ora di pranzo con la chiusura delle scuole. L'ultimo saluto questa mattina all'ex sindaco Vittorino Pavan, molti rappresentanti della vita amministrativa e sociale cittadina che hanno voluto rendergli omaggio. Nel Tempio di San Nicolò, per l'ultimo saluto all'ex sindaco e avvocato Vittorino Pavan, la parola più volte riecheggiata è stata riconoscenza. Intorno al feretro sono tornati a unirsi, come ha sottolineato il celebrante Monsignor Rizzo, i frammenti della sua esistenza professionale, politica e sociale. Il sindaco Mario Conte, gli ex Giovanni Manildo e Gianfranco Gagliardi, a cui lui passò nel 92 il testimone, e poi figure che hanno fatto la storia cittadina e che non sono volute mancare, come Clarimbaldo Tognana o l'ex senatore Angelo Pavan, rappresentanti dell'amministrazione cittadina di oggi e di ieri, della Democrazia Cristiana, i vertici dell'azienda sanitaria che diresse, sempre col medesimo spirito di servizio. Ha gestito una cosa pubblica come un buon padre di famiglia. Ha avuto un cuore di padre per i malati negli lunghi anni in cui fu presidente dell'ospedale trevigiano e quando gli fu chiesto di assumere poi il ruolo di sindaco della città. Il rispetto per gli umili, la mediazione come strumento per mettere l'altro nelle condizioni di dare il meglio di sé, la capacità di vedere avanti. Possiamo dire che la sintesi della sua personalità è stata la profondità del suo cuore. Egli ha fatto cose grandi perché ha ascoltato il suo cuore, è rimasto un cuore sensibile. Quel che caratterizzava quella generazione era di passare il testimone nel prepolitico a chi veniva dopo, in modo che poi ciascuno di noi potesse servire dove era chiamato, avendo il senso della comunità che poi si trasferiva nell'impegno delle istituzioni. Una persona saggia, è già tutto quello che si può dire. Ha dato veramente insegnamento di come si può gestire il potere, quindi con solidarietà, ascoltando tutti. Questa era la sua veramente capacità più forte. È colui che ha fatto crescere la sanità trevigiana da presidente e anche da sindaco. È una persona lucida, è una persona che ha fatto scuola e che ha fatto insegnamento sia etico che morale. Credo di essermi proprio ispirato a quel grande uomo con la fascia tricolore che veniva a trovarci tra i banchi di scuola. Un grande esempio come amministratore, un grande uomo e una grande persona, una grande perdita per la città di Treviso, una persona dai grandissimi valori morali.
E si è spenta ieri all'età di 89 anni Elda Cappellazzo, moglie del partigiano e fotografo trevigiano Ettore Bragaggia, 92 anni. Erano sposati da 67 anni. Essendo lui emigrato in Argentina dopo la Resistenza, si erano sposati per procura nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Lei lo aveva raggiunto in Sud America lavorando per un periodo anche in un giornale italiano. Poi insieme, tornati in patria, avevano avviato nel 1954 lo studio Bragaggia in via Bianchetti, chiuso nel 2000. I funerali saranno celebrati venerdì alle 14:30 a Selvana. Oltre al marito Ettore, Elda Cappellazzo lascia i figli Luciano e Laura. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospiti in studio l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan e il presidente di Latterie Soligo Lorenzo Bruniera. Con le notizie da Treviso ci fermiamo qui, ora previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata a tutti. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Continua a piovere sulle nostre regioni, sia pure in maniera meno intensa. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, con piogge e temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori. Non mancheranno comunque ampie pause asciutte e soleggiate. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese invece tra 13 e 18 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Avremo condizioni spiccatamente instabili un po' su tutto il territorio regionale. Il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni piuttosto frequenti e localmente anche di moderata intensità, in attenuazione comunque durante le ore notturne. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime comprese invece tra 15 e 17 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto lo scenario, anche sulla nostra regione infatti sarà possibile qualche pioggia, soprattutto sui settori meridionali, mentre sulle Alpi di confine non si esclude qualche pausa più asciutta e anche soleggiata. Temperature minime tra 8 e 11 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 10 e i 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.